Io ho avuto modo personalmente di conoscere Igor in occasione della campagna che abbiamo fatto per Herbert Dorfman, che poi è stato eletto al Parlamento europeo, perché anche noi in provincia di Belluno abbiamo fatto una campagna come VARD, come movimento autonomista Belluno Autonoma Regione Dolomiti, per questo esponente delle minoranze, esponente della Südtirol Volkspartei Alto Adige. Per cui grazie a voi insomma, di averci ospitato. Ho chiesto a Claudia di proiettare un'immagine di quella che è la nostra provincia di Belluno, che forse, siccome non è accompagnata da quel che c'è all'intorno, qui a sinistra si legge in piccolo, c'è la regione Friuli Venezia Giulia, insomma ci siete voi, no? Qui invece a destra abbiamo la provincia di Trento in basso, la provincia di Bolzano qui in alto. La parte alta della provincia di Belluno, che si trova, diciamo, è il territorio a nord del Veneto, qui sotto abbiamo Venezia. La parte alta della provincia di Belluno, quella montana dolomitica, è abitata da comunità ladine. Abbiamo i ladino veneti qui sul confine col Trentino e l'Avordino, per poi andare su verso il ladino atesino, che è la zona dell'Alto Avordino, sostanzialmente, insieme a Rocca Pietro che viene a lungo con la San Lucia. Qui invece la zona centrale a nord-est è la zona del ladino cadorino, con l'appendice del Comelico. Qui è Sappada, per intenderci, che invece non è ladina ma ha una tipo di parlata germanofona. E qui sotto abbiamo Sauris, insomma, qui c'è la regione, qui c'è la Carnia. La parte alta della provincia di Belluno sono tutti comuni poco abitati in quota. Il comune più basso si trova a 611 metri, che è il comune di Agordo, Ospitale di Cadore, più o meno siamo con le quote là, 500 metri sul livello del mare, per arrivare a comuni come Livinallonga e Col di Lana che si trovano a 1475 metri sul livello del mare. Comuni di fondovalle che hanno 4.000 abitanti, Agordo, Pieve di Cadore attorno ai 4.000 abitanti, fino ad arrivare a comuni di alta quota che hanno il comune più piccolo, Zoppè di Cadore, che ha neanche 300 abitanti censiti. E la forza attiva è in Germania tutto il tempo dell'anno, nel campo della gelateria. Tornano solo il tardo autunno per ripartire poi in primavera. La provincia di Belluno generalmente è una provincia che si sta spopolando, è abitata da 213.000 abitanti più o meno. La parte alta ne ha circa, siamo sotto i 60.000, cui oltre 50.000 parlanti ladino, le varie varianti del ladino. Qui abbiamo la Val di Fassa, anche per dirvi che è ladina, la Val Gardena e la Val Badia sono solo qui sopra, che invece sono della provincia di Bolzano, che sono altrettanto ladine. Abbiamo un calo demografico che diciamo investe un po' tutta la provincia da almeno un ventennio, ma che interessa soprattutto la parte alta, montana, dove i servizi sono sempre meno, soprattutto adesso in questa fase anche politica, storico-politica, in cui vengono tagliati i servizi, essenzialmente abbiamo anche tagli a livello governativo di tipo economico. La provincia adesso, noi abbiamo un ente di secondo grado adesso, cioè, da provincia elettiva siamo passati a un ente di secondo grado, e i comuni che sono ridotti con bilanci, diciamo, da fame, che non riescono più a dare risposta alle esigenze di una popolazione che si trova, tra l'altro in un comprensorio bellissimo che sono le Dolomiti, che hanno avuto un riconoscimento a livello UNESCO per due peculiarità principalmente, per il suo paesaggio e per appunto il fatto di avere le Dolomiti di per se stesse. Il ladino da noi è tutelato poco, nel senso che siamo stati riconosciuti come area ladina solo attraverso la 482 del 99, mentre in Alto Adige e nel Trentino, avendo l'autonomia di queste due province, ha riconosciuto le proprie minoranze già con leggi provinciali specifiche, e hanno introdotto la possibilità dell'insegnamento del ladino nelle scuole, e quindi hanno una tutela molto più elevata. Sono finanziati da decenni ormai due istituti, uno in Val di Fassa e uno in Val Badia per la parte ladina della provincia di Bolzano. Scusa, che lavorano. Se ti posso chiedere se puoi dire la differenza del ladino
rispetto all'italiano. Il ladino non è una lingua latina o no? Sì, è una lingua latina che ha mantenuto dei caratteri più di arcaismo più marcati, no? Dove diciamo le influenze del Veneto, delle parlate dei dialetti italiani, dei dialetti veneti, diciamo è penetrata meno, diciamo, nelle comunità dei parlanti. Più a nord andiamo e più il ladino è conservativo, ha mantenuto arcaismi più marcati, no? Più a est abbiamo l'influenza dei dialetti della Carnia, carnici, friulani, più a ovest invece abbiamo è penetrato più il Veneto. Infatti qui questa è la fascia ladino-veneto, questa è la fascia ladino-cadorino e sopra abbiamo una fascia del ladino-atesino dove abbiamo più caratteri, è entrato più il tedesco, diciamo, le caratteristiche delle parlate tedesche, perché a nord poi abbiamo anche appunto i tedeschi dell'Alto Adige, i dialetti tedeschi della zona dell'Alto Adige. E il ladino, penso, come un po' tutte le parlate anche qui del friulano, è una lingua in evoluzione, nel senso che il Veneto sempre più sta penetrando queste parlate, i giovani sempre più venetizzano, italianizzano le parlate, soprattutto le comunità che si trovano più a fondovalle, sui centri più grossi, che sono più a contatto magari con anche la Val Belluna, che questo vallone qua sotto a 400 metri, che va da 200 metri di quota a 400 metri di quota, la più abitata. Dicevo prima, 213.000 abitanti, 55.000 abitano la parte alta. E invece la parte bassa è il resto della... E invece diciamo, la situazione dei ladini nella provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, hai detto che è diversa perché loro avevano già... Hanno una tutela che diciamo è di più antica origine, nel senso che con la loro autonomia le province di Trento e le province di Bolzano hanno fatto delle normative specifiche per tutelare e valorizzare le proprie minoranze linguistiche, che non c'è solo il ladino, c'è appunto la minoranza tedesca per quanto riguarda l'Alto Adige, e per quanto riguarda il Trentino abbiamo una minoranza cibra, una minoranza mochena, cioè la Val dei Mocheni, parlano questi dialetti tedeschi, il mocheno specificatamente, e un comune luserna che ha confine con il Veneto che parla il cibro, addirittura attualmente parlano il cibro. Però hanno fatto delle politiche talmente specifiche, insegnamento alle scuole, progetti. Per quanto riguarda il ladino ci sono degli istituti che operano ormai da decenni in cui è pagato un direttore, ci sono dei dipendenti che fanno anche progetti per le scuole, per la valorizzazione del ladino, per valorizzare il ladino anche dal punto di vista turistico e quindi per tenere vive anche tenere vivo l'associazionismo, che ne so io, la banda del paese, il gruppo folcloristico, il gruppo teatrale, per tenere viva la lingua anche in queste forme. Personalmente io sono un po' anche orgoglioso di dire che l'Agordino, ma comunque la parte ladina bellunese è ancora abbastanza vitale, nonostante non abbiamo grossi aiuti economici e non siamo tutelati, diciamo, con normative specifiche. Viviamo in una regione Veneto a 5 milioni di abitanti, la provincia di Belluno ne ha 213.000, per cui il 5% degli abitanti del Veneto, la minoranza ladina rappresenta l'1% di tutto il Veneto. Se posso chiedere, posso dare? Ecco, voi siete una federazione di associazioni, no? Sì. Ecco, se potete spiegare un po' come funziona questa federazione e che tipo di associazioni raccoglie? Allora, intanto raccoglie associazioni di tipo culturale, quindi rappresentiamo i ladini dolomitici del Veneto come cultura. La federazione unisce vari gruppi ladini presenti sul territorio, per cui riunisce gli ampezzani e insieme a Fodon e a Colle Santa Lucia, che sono i ladini storici, quelli che erano Austria-Ungheria in pratica, in precedenza, quindi, e sono quelli che poi hanno già vinto il referendum per passare in Alto Adige e in qualche modo legato al movimento ladino anche al referendum, quindi i ladini storici ex asburgici. Poi abbiamo i ladini della Valle del Boite, oltre Ciusa, quindi da chi conosce da Tai di Cadore a San Vito di Cadore, con Zoppè di Cadore, i ladini del Cadore centrale, Cador de Medo, e i Comeliani, l'Alto Cordevole, Alt Cordol, quindi la zona di Alleghe e così via, la Val del Biois, di cui lui è il rappresentante, e quindi raggruppa le unioni culturali ladine del territorio.
Questa federazione è finanziata per le attività culturali dalla Regione del Veneto, come viene finanziata dalla Regione del Veneto anche le altre realtà di minoranze linguistiche, che sono i germanofoni di Sappada e gli altri germanofoni, quelli che sono i cimbri dell'altopiano di Asiago, i friulani, il Porto Romano, e i gruppi friulani, e quindi questo è diciamo l'unione delle varie associazioni culturali, perché stiamo parlando di cultura ladina, che ricevono un aiuto dalla Regione del Veneto quantitativamente intorno ai 100.000 euro all'anno. Nel 2014 non hanno ancora finanziato nulla perché stanno tagliando tutto, e chiaramente le attività culturali delle minoranze non servono assolutamente a niente. Sì, come numericamente? Numericamente siamo intorno, il territorio è circa 50.000 abitanti, i parlanti sono circa 40.000 abitanti. E come il numero di associazioni? Il numero di associazioni dipende da come sono poi riunite, perché ci sono alcuni paesi che hanno la singola Unione Ladina e alcuni invece, ad esempio l'area del Cadore, che ha 7 paesi insieme rappresentati in un'unica Unione Ladina, una ventina di unioni ladine con un grossissimo lavoro di volontariato, perché essenzialmente le attività che vengono finanziate dalla Regione sono le attività di stampa di materiale divulgativo sul ladino, ma anche di attività tradizionale, culturale, e un enorme lavoro di volontariato, una presenza nella scuola che è legata prevalentemente al volontariato, e anche grossa azione che fanno le maestre locali, che cercano di tramandare quello che è cultura e storia locale, lingua, però diciamo in gran parte una grande attività di volontariato se ci confrontiamo con i nostri vicini che hanno la scuola bilingue, e avere una scuola bilingue significa anche dare un valore reale di lingua a quella che è una minoranza. Quindi adesso nella provincia di Belluno non c'è una scuola? Non esiste una scuola bilingue, assolutamente no. Voi sapete, il ladino, le discussioni sul ladino come lingua sono molte, mentre il Trento e Bolzano ha un ispettorato scolastico ladino e la scuola è bilingue da molti anni. Nel nostro territorio non ci sono mai state le risorse né le possibilità di farlo. Ci sono alcuni progetti per la valorizzazione del ladino nelle scuole che sono legati alla 482 del 99, quindi ai finanziamenti nazionali sulla tutela delle minoranze linguistiche, però posso dire siamo anni luce forse anche da voi. Volevo far entrare la presa di coscienza dei ladini nella storia, come è arrivata? Allora, devo dire che la coscienza dell'appartenenza alla comunità ladina è molto radicata in quei comuni che sono appartenuti al Tirolo austriaco, cioè in Val Badia e Val Gardena, che sono in provincia di Bolzano, è molto radicata questa coscienza, in Val di Fassa, Trento anche è molto radicata, in 3 comuni dell'Alto Cordevole e Cortina d'Ampezzo anche, però sono dei comuni che sono appartenuti al Tirolo austriaco fino al 1918, poi dalla prima guerra mondiale sono gravitati in provincia di Belluno, ma lì la coscienza è forte. Le motivazioni sono storiche, nel senso che essendo appartenuti a una comunità tirolese e non sentendo tedeschi ma allo stesso tempo non appartenendo all'Italia, si sentivano un qualcosa di diverso come comunità. Mentre i territori più a sud, quindi l'Avordino, il Cadore, il Comelico che citava prima Francesca, sono dei territori che hanno sempre gravitato sotto l'orbita italiana, non sentivano, sopra avevano il mondo tedesco, diciamo a nord e ad est il mondo tirolese tedesco, e non sentivano l'esigenza di sentirsi qualcosa di diverso, di diversificarsi di quel che era il mondo italiano, cioè la lingua tetto era comunque l'italiano, il ladino fondamentalmente sono delle parole arcaiche che derivano dal latino, quindi dalla stessa matrice dell'italiano, e quindi la coscienza è minore. Una presa di coscienza maggiore c'è in questi anni ad opera delle associazioni culturali che hanno diciamo, valorizzato questa peculiarità che abbiamo, perché sono delle parlate che comunque meritano attenzione, sono delle culture minoritarie che comunque meritano attenzione in un contesto globalizzato che è il Veneto, dove le parlate da Treviso a Verona più o meno si assomigliano, le tradizioni più o meno si assomigliano. Noi siamo invece un qualcosa di diverso nell'ambito veneto, che
che ci avvicina al mondo ladino, trentino e altoatesino e che ci differenzia rispetto a quel che è un po' la realtà di tradizioni e di parlata del resto del Veneto, anche se come storia gravitavamo sotto la Venezia, insomma, no? Sostanzialmente. E il Cadore prima, anche molto storia ecclesiastica con i Friuli, però non certamente col Tirolo. C'è stato, parlavi che c'è stato, o avete accennato, che c'è stato un referendum proprio per di una parte per andare piuttosto per scegliere la provincia autonoma di Bolzano, no? Allora, questa è una cosa che va un po' spiegata, nel senso che la Regione Veneto non ha praticamente, io dico, non ha mai attuato delle politiche specifiche per la montagna. Diciamo che in tempi di vacche grasse anche al bellunese arrivava qualcosa, diciamo si riusciva a far fronte alle esigenze di queste comunità, soprattutto la parte alta. Dal momento che i trasferimenti verso la periferia, l'attenzione verso la periferia scemava sempre più, le comunità di questi tre comuni diciamo appartenuti al Tirolo austriaco, distaccati nel 1918 dal Tirolo austriaco e accorpati alla provincia di Belluno, sono state tra le prime. Prima a dire la verità, sono stati due comuni feltrini che confinavano con Trento che hanno fatto il referendum di passaggio al Trentino. Poi queste comunità dei ladini ex tirolesi di Vinalongo, Cortina d'Ampezzo e Colle Santa Lucia, che assieme hanno fatto un referendum di valenza costituzionale per passare a Bolzano, avevano le motivazioni anche storiche per passare. Poi c'è stata la volta di Sappada che, rivendicando motivazioni e legami storici con i Friuli, ha fatto il suo referendum e lo ha vinto. Ma sostanzialmente io credo che la motivazione di fondo è la mancanza di politiche per la montagna che la Regione Veneto non ha mai avuto, e il rapportarsi con delle province di Bolzano e di Trento che invece le politiche della montagna ci sono efficienti ed efficaci e hanno dato la possibilità di creare reddito, dà la possibilità a queste comunità di essere comunità vive, comunità che crescono, non so, appena di là. La provincia di Trento ha un incremento demografico, quando di qua abbiamo un decremento demografico. La provincia di Bolzano non ne parliamo, servizi, un turismo che tira, anche in questi anni di crisi abbiamo comunque incrementi di arrivi di presenza in provincia di Bolzano e in provincia di Trento. Da noi invece non c'è, tutto questo non c'è. Questo ha fatto sì che queste comunità cercassero un aggancio in area alpina, un aggancio a territori dove la politica per la montagna è presente e l'attenzione per i territori periferici è presente. Da lì c'è stato un concatenarsi, quella raffigurazione della provincia di Belluno che vediamo lì, quei comuni giallo, verde, blu, che sono tutti a confine con Trento e Bolzano, sono tutti comuni che hanno tentato il referendum, che hanno fatto il referendum vinto o che hanno raccolto delle firme per farlo in maniera congiunta. La zona in giallo ci sono comuni che confinano col Friuli, che però sono agganciati a comuni che confinano con l'Alto Adige, dove sono nati dei comitati spontanei di raccolta firme per proporre ai comuni, per chiedere ai comuni di fare delle delibere per i referendum di distacco alla Regione Veneto, accorpamento alla Regione Trentino Alto Adige. Quindi è un movimento abbastanza determinato nei confronti. Ancora prima dei singoli movimenti referendari comunali, il BARD, che poi è da lì che è partito il BARD, questo movimento autonomista Belluno Autonoma Regione Dolomiti, aveva tentato addirittura un referendum provinciale di distacco dell'intera provincia dalla Regione Veneto, accorpamento alla Trentino Alto Adige. Il movimento BARD nasce nel 2012, se ho capito, o anche prima. Prima. Quindi come succede? Magari Claudia? È successo, sì, ecco, sì, vuoi dirlo tu? Allora, intanto ciao a tutti, buonasera a tutti, e penso che innanzitutto ci sia da risolvere una piccola ambiguità già nel nome del BARD, cioè Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Belluno non è autonoma, non esiste una Regione Dolomiti, quindi già qua facciamo una premessa che spieghi che cosa facciamo, perché siamo nati e come lo stiamo perseguendo. Allora, il movimento nasce nel 2009, quando è che è iniziato la raccolta firme? 2010. Nel 2010. Non mi piace il microfono, devo proprio. Allora, nel 2010 inizia una raccolta firme per il passaggio dell'intera provincia di Belluno, ex articolo 132 della Costituzione, alla regione Trentino Alto Adige.
Questo è stato un caso abbastanza discusso a livelli di vertici di Roma, almeno quelli giuridici, anche è stato un caso importante perché è stato il primo caso in Italia di una provincia intera che tenti di prendersi e agganciarsi da un'altra parte. È stato abbastanza forte come segnale. All'interno di una provincia piccola come la nostra sono state raccolte nel giro di 2 mesi 19.000 firme, che è decisamente un gran risultato. Purtroppo, nonostante il sì dato a maggioranza praticamente assoluta dal Consiglio provinciale, una volta arrivata in Cassazione, naturalmente la Cassazione aveva il compito di fare la verifica tecnica dei dati, è stata affossata per motivi politici, nel senso che il 132 in Italia è stato usato pochissime volte. Gli unici casi in cui ha funzionato è stato per il passaggio di alcuni comuni dall'Emilia Romagna all'Umbria, credo. Non dalle Marche Dalle Marche all'Emilia Romagna, e un caso vostro, credo, quello della Carnia, promosso da Don Zanello, dove siamo stati poco fa. Sì, che hanno fatto in base a Dove ero rimasta? Ah sì, il 132. Quindi casi di comuni o addirittura di una provincia come è stata la nostra che abbiano raggiunto l'obiettivo di passare da una regione a statuto ordinario a una a statuto speciale non è mai accaduto e mai accadrà, chiaramente. Quindi, fallito questo, è stata tentata, come ha detto Danilo, il passaggio di tutta la fascia di confine o alla provincia di Trento o a quella di Bolzano o a quella di Udine, perché siamo molto caparbi, quindi comune per comune abbiamo raccolto le firme, le abbiamo consegnate in Cassazione, il tutto più o meno in contemporanea. Questo chiaramente voleva essere un segnale per rompere le scatole e basta. Cos'è che avevamo combinato con Del Rio? Gli avevamo mandato quante cartoline? Sì, centinaia di cartoline. Cioè, con la Del Rio cosa è successo? Che addirittura una provincia che rivendicava la propria autonomia e quindi un'attenzione anche attraverso questi referendum, un'attenzione particolare a questo territorio, incuneato tra 2 regioni a statuto speciale, Trentino Alto Adige a sinistra e Friuli Venezia Giulia a destra, interamente montano, che confina con stati esteri perché a nord confiniamo anche con l'Austria, con presenza di minoranze linguistiche, cioè avevamo una serie di prerogative per chiedere un'autonomia tanto quanto i territori che ci stanno a noi confinanti. Con il decreto Del Rio hanno ridotto una provincia che già era a statuto ordinario, che era poco rappresentativa in Veneto, ad un ente di secondo grado. Quando si è presentato con Bressa a Belluno Del Rio a presentare il proprio disegno di legge che andava a ridurre questo ente a secondo grado, c'è stata una riunione molto partecipata a Belluno e molto rumorosa, che contrastava chiaramente quanto andava a proporre Del Rio per la nostra realtà, che tra l'altro da tempo rivendica autonomia, cioè non è da 3 anni che rivendica autonomia, è decenni che rivendica autonomia. Ora è nato un movimento spontaneo dalla gente perché ci siamo sempre appellati ai nostri rappresentanti politici afferenti a partiti politici nazionali, che non hanno mai portato dei risultati. E per questo è nato il VARD anche a fronte di queste firme raccolte attraverso il referendum provinciale, poi i referendum comunali, eccetera, per dare anche per un dovere morale nei confronti di chi ha creduto in questa gente che ha raccolto delle firme. Ora siamo ente di secondo grado, ma prima dell'approvazione della legge, così adesso lei citava, una delle tante iniziative che abbiamo avuto come movimento, abbiamo fatto spedire dai nostri concittadini in provincia di Belluno centinaia di cartoline chiedendo autonomia subito per Belluno e un ente elettivo per Belluno. Ma è una delle tante iniziative fatte spedire anche da nostre comunità di emigranti a Brasile, per dirvi insomma dove siamo arrivati come movimento, per cercare di sollevare l'attenzione di un territorio pochissimo abitato e in un contesto in cui diciamo il governo risposte non ne dà, anzi dà risposte al contrario. Siamo di fronte ad un governo che è sempre più centralista e sempre meno democratico. La metafora che faceva prima Danilo, quella sulla comunità ladina, secondo me c'entra in pieno la questione, nel senso, lui diceva
una delle cose con cui la nostra gente si riconosce con l'Alto Adige è la lingua, perché nel resto del Veneto più o meno la parlata è comune, però non abbiamo i mezzi per poterla tutelare a sufficienza. Questo succede con tutto, con qualsiasi cosa accada nella provincia di Belluno, nel senso che noi abbiamo il 4% della popolazione del Veneto, siamo molto pochi, abbiamo il 20% del territorio da amministrare. La democrazia lavora con i numeri, noi abbiamo adesso con la prossima legislatura 2 consiglieri su 60. Questo diventa un grosso problema di rappresentanza in regione. In più è una regione che per l'80% è di pianura, per cui le regole, le politiche e i fondi che vengono destinati destinati mirati a determinate politiche che vanno bene per quel tipo di territorio. Non di certo per i nostri. L'agricoltura è un esempio, perché il PSR Veneto, anche voi avete un vostro PSR che non so come sia strutturato, ma il nostro è veramente depenalizzante per l'agricoltura di montagna che vuol dire anche fare economia e turismo in montagna. Se puoi fare un esempio, Danilo, sul PSR. Ci pare strano che in una regione così ricca dal punto di vista della natura, della montagna, ci sia questa situazione, mentre diciamo tra parentesi, un tiro di schioppo, abbiamo l'Alto Adige, che invece è la regione più ricca d'Italia, cioè la provincia più ricca d'Italia, che questo come si è arrivati a questa situazione qua? Solo per una questione di non interessamento da parte di Venezia nei vostri confronti? Ma ritorniamo alla storia dell'autonomia della provincia di Belluno, perché già dopo la seconda guerra mondiale c'era l'ipotesi che la provincia di Belluno diventasse poi la terza provincia autonoma insieme a Trento e Bolzano. Poi i bellunesi si sentivano più veneti e è stata fatta la scelta di restare all'epoca di De Gasperi, quindi ritorniamo. La Regione Veneto negli anni ha sempre promesso, perché i cadorini hanno sempre richiesto una condizione di autonomia, e partiamo anche da una storia, qui andiamo indietro, in cui tutta l'area del Cadore era un'area sotto la tutela di Venezia, ma sempre con proprie leggi e autonomie. Cioè c'è la magnifica comunità di Cadore dal 1200 con gli statuti comunali che sono dal 1200 in poi, e una condizione di autonomia assolutamente tollerata dalla regione del Veneto, per cui c'era un'amministrazione propria e così via, poi che è stata poi superata con l'arrivo di Napoleone, che ha cancellato le regole e ha riportato i comuni e così via. Poi la storia è andata per il suo corso, quindi di fatto un territorio che aveva un'abitudine, una certa povertà di montagna, ma di autogoverno. E è chiaro che il Veneto ha sempre promesso, attraverso poi i nostri rappresentanti politici, specificità che non sono mai arrivate, richieste da più parti. L'ultima azione, che era l'azione poi di forza di dire bene, facciamo il referendum di tutta la provincia e portiamola dall'altra parte, ha avuto come conseguenza l'immediatamente commissariamento della provincia di Belluno, che dopo il referendum è caduta, è stata commissariata, e noi per 3 anni abbiamo avuto un commissario prefettizio, quindi praticamente bloccata la provincia di Belluno per 3 anni, e adesso ente di secondo grado, che significa per il territorio della montagna, come potete immaginare, la distruzione in un momento critico per l'economia e così via. Quindi è una storia veramente triste, di promesse poi mai mantenute in pratica. Chi amministrava la provincia di Belluno in questa fase prima del commissariamento? Cioè chi era la forza politica che... Sì, c'era il presidente della provincia era della Lega e con il sostegno di Forza Italia, che in realtà poi hanno votato il referendum e hanno mandato avanti il referendum, per cui, perché è stata votata all'unanimità il referendum della provincia di Belluno. Da qui forse è vero, 2 non hanno votato. 2 consiglieri leghisti hanno votato contrario, alla faccia dell'autodeterminazione dei popoli. È vero. Però diciamo eravamo in un momento in cui avevamo una provincia leghista, nel senso, in regione governava la Lega con Forza Italia a Zaia, e a livello governativo cioè la Lega e Forza Italia. Questo doveva essere
momento d'oro per la provincia di Belluno per poter vedere riconosciuta una sua specificità che è decantata da anni, perché nel frattempo avevano approvato a livello Istituto Veneto, avevano riconosciuto nell'articolo 15 Istituto Veneto la specificità di Belluno, con l'impegno di trasferire 8 competenze, tra cui le minoranze linguistiche, competenze sul turismo, la viabilità, il demanio idrico, alla provincia di Belluno. Adesso questa legge e questo statuto ha avuto applicazione a una legge applicativa, diciamo, da agosto del 2014, però ci troviamo a avere a che fare con un ente che è di secondo grado, che non ha le risorse neanche per poter gestire le competenze che aveva prima, perché ci sono stati ulteriori tagli, sono in previsione ulteriori tagli con la legge di stabilità. Non c'è l'intenzione da parte del governo di dare, almeno diciamo, non si intravede da parte del governo l'intenzione di dare un riconoscimento particolare a questa realtà appunto compressa tra 2 regioni a statuto speciale come Sondrio e come Verbania Cucciosola nelle Alpi centrali e poi occidentali, che nel Del Rio hanno un appendice, un certo riconoscimento in quanto confinanti con stati esteri montani. E per cui non si vede come possa essere applicata la specificità riconosciuta finalmente dalla Regione Veneto per iscritto, ma con anche lì non si intravede una vera volontà poi di trasferirle queste competenze e le risorse relative in un contesto in cui siamo enti di secondo grado che risorse non arrivano neanche allo Stato, insomma. Siamo in una condizione veramente di gap in questo momento qua. Il MAR è nato praticamente dal basso, no? Dal territorio che pretendeva una maggiore considerazione. Adesso poi come si è strutturato negli anni? Magari Claudia. Allora, diciamo che anche a seguito delle ultime elezioni europee, oltre che dei referendum che vedete qui colorati nella cartina, che comunque hanno significato una grossa partecipazione dei comitati referendari dei singoli comuni, del coinvolgimento della gente nei singoli comuni, però con le europee abbiamo avuto la dimostrazione proprio nei fatti di quello che è il seguito della nostra cittadinanza sul nostro progetto, perché abbiamo eletto Herbert Dorfman, che è l'eurodeputato dell'SVP, il quale, quando è venuto anche Igor a trovarci per fare campagna elettorale, si è presentato, quindi immaginate anche lo shock di candidare un tedesco, perché lui è delle minoranze tedesche, da noi che comunque abbiamo vissuto una guerra, cioè da noi c'era il confine, a 2 chilometri da casa mia c'era il confine. Lui ha preso tanti voti quanti ne ha presi in Trentino, che ha il doppio degli abitanti, quindi è stato un successo veramente folgorante, che ha colpito molto anche i colleghi del PAT e dell'SVP. Ha preso circa 10.000 voti e 6.000 preferenze, vero? E da quel momento in poi c'è stata una svolta, nel senso che chiaramente il nostro progetto, come ho detto prima, non può essere quello di aggregarsi alla regione Trentino-Alto Adige, per il semplice fatto che, lo ammettono anche loro, quello delle autonomie speciali è un sistema ormai in declino, nel senso che lo Stato continua a centralizzare, dà competenze ma con le stesse risorse, per cui se, da quanto mi pare di capire anche dall'incontro che abbiamo avuto prima a Tolmezzo, più o meno il Friuli Venezia Giulia se la cava, così non è per la Val d'Aosta e per il Trentino Alto Adige, dove li stanno praticamente soffocando, continuano a dare compiti aggiuntivi da fare, però senza i soldi per farli. Sì, compiti, competenze, come dite voi. Per cui la proposta con cui siamo arrivati sia qualche tempo fa, circa 2 settimane fa in Val d'Aosta, dall'Unione Valdotene e dalla Stella Alpina, e siamo arrivati qui in Carnia e adesso qui da voi, è quella di poter pensare ad una collaborazione tra i movimenti autonomisti e locali delle Alpi, dell'intero arco alpino, perché se è come sta accadendo, che stiamo tutti piano piano andando verso la parificazione, perché più o meno andranno a morire anche questi sistemi, anche se, come sottolineava prima Igor,
come dire, Trento e Bolzano, ma soprattutto Bolzano, sono molto tutelate, ma soprattutto per il fatto che hanno una voce anche in Europa. Comunque ci hanno confermato anche in Val d'Aosta che o sarà l'Unione che fa la forza per fare la voce grossa a Roma tutti insieme, oppure il destino, quello comune di tutte le Alpi, è quello di spopolarsi e di scomparire. Le nostre comunità faranno quella fine prima o poi, città metropolitane tutti quanti. Ecco, in questo contesto entra anche il discorso, diciamo, del progetto dell'Euroregione dell'Arco Alpino, no? Se ci potete dire qualcosa di questo progetto qua, come sta andando avanti lì da voi. Noi qualcosa ne abbiamo sentito parlare, ma in maniera molto approssimativa. So che quando è venuto qua l'europarlamentare Dorfman ne aveva parlato, ce l'aveva anche proposto, e quindi sì, anche se noi, diciamo, proprio noi come questa zona qua non siamo Alpi, siamo vicini, insomma, poi c'è l'Alpe Adria, ci sono altri progetti, ecco. Però comunque le Alpi sono comunque una parte importante della regione Friuli Venezia Giulia, e quindi anche noi ne siamo interessati sugli sviluppi di un progetto del genere. Diciamo che io ho conosciuto Dorfman in campagna elettorale, ho avuto modo, diciamo, di incontrarlo, di sentirlo anche dopo la sua elezione a livello europeo. Tra l'altro un europarlamentare vicino al territorio, nel senso che a Belluno è venuto dopo le elezioni almeno 5 volte, anche perché siamo vicini. Lui definisce il progetto di macro regione alpina, che tra l'altro è una delle macro regioni già riconosciute a livello europeo, una delle 3 macro regioni insieme a quella del Baltico, del Danubio, e la macro regione alpina, la terza che è riconosciuta a livello geografico a livello europeo. È un contenitore vuoto da riempire. Io credo che sia anche per questo che tra chi ha a cuore, diciamo, il futuro dei territori alpini e chi più dei movimenti autonomisti o partiti autonomisti che ha a cuore le sorti dei territori alpini, debbano confederarsi assieme, discutere assieme di cosa vogliamo, di quali sono le nostre esigenze, di quale sviluppo immaginiamo per l'area alpina. Essendo un contenitore vuoto, diciamo, siamo nelle fasi iniziali di costituzione di questo che dovrà essere, insomma, la macro regione alpina. Questo noi lo stiamo facendo, intanto cominciando a ragionare con gli altri partiti su questa confederazione tra partiti, anche associazioni, anche portatori di interesse, diciamo, a livello di territori alpini. E nel contempo stiamo facendo dei ragionamenti, delle convenzioni, rapportandoci soprattutto con Trento e Bolzano, che sono i nostri confinanti, e chi, diciamo, sia economicamente sia con politiche, diciamo, ormai che si vede funzionare adatte al territorio montano. Ci stiamo affrontando con loro sul turismo. Per esempio la fascia che confina con Trento e Bolzano può beneficiare di fondi che sono i fondi Brancher, 40 milioni all'anno dalla provincia di Trento e 40 milioni dalla provincia di Bolzano, che devono essere conferiti ai comuni che confinano per progetti strutturali da creare assieme nel campo del turismo piuttosto che nel campo della viabilità e quant'altro, insomma, no? Cioè, i nostri interlocutori diretti sono Trento e Bolzano, che sono lì vicini, e con loro, diciamo, siamo alle fasi iniziali di un colloquio e di un ragionamento anche più ampio a livello alpino, a livello di macro area alpina. È, diciamo, un passaggio che come Bar stiamo facendo proprio in questi mesi, di forzare il nostro consiglio provinciale, forzare in senso buono, composto da 9 sindaci più un nostro rappresentante che all'interno del consiglio, presidente poi del Bar, Moreno Broccon, affinché la provincia di Belluno si aggreghi all'Euregio, ad esempio, che è un'altra realtà, una struttura che ha messo transfrontaliera, tra l'altro, che ci permette di allargare, diciamo, la nostra
la nostra azione anche al Tirolo austriaco, di fare dei ragionamenti di sviluppo anche, diciamo, con territori simili al nostro, che però fanno parte dell'Austria, in particolare della parte sud-ovest dell'Austria, che però, essendo un territorio omogeneo all'Alto Adige, al Trentino e a Bolzano e a Belluno, già per colloqui, diciamo, avuti con un partito autonomista di quell'area, c'è anche un loro interesse di poter diciamo, attuare dei progetti di sviluppo su determinate tematiche assieme, allargando un po' l'orizzonte, insomma, anche alla nostra area, che non è riflessa. È una forma come un'altra per agganciarci alla rapina, per cominciare a lavorare assieme e ragionare su problematiche e su un futuro di sviluppo comune, nonostante tutto, nonostante in Regione Veneto diciamo, non abbiamo rappresentatività. Posso aggiungere? Sì, io credo che una cosa importante sia proprio questo discorso sulla necessità per un territorio di montagna periferico di avere leggi specifiche per il territorio, cioè non possiamo applicare delle leggi della pianura veneta per un territorio di montagna che si sta spopolando e sta morendo e che è sopra i 700 metri di altitudine di quota, con la neve. L'anno scorso ha fatto 6 metri di neve a 1400 metri di altitudine, quindi siamo in condizioni particolari che sono stati risolti in altre situazioni italiane e europee in modo diverso. Quindi se noi vediamo l'Alto Adige è un esempio di buon sviluppo di un territorio montano e periferico, con un'autonomia che ha permesso un cambiamento delle loro situazioni grazie anche a una buona gestione e coinvolgimento della gente nella gestione del territorio. Se vediamo le aree dell'Austria montane, cercano di valorizzare e di far mantenere i montanari in montagna, perché se i montanari vanno via la montagna si spopola, sparisce non solo una cultura, ma sparisce un territorio che deve essere invece valorizzato. Lo stesso atteggiamento ha la Svizzera nelle alte valli svizzere di aiuto e sostegno per chi decide comunque di restare nelle valli di montagna. Ora, la stessa cosa succede comunque nella Val d'Aosta, mentre se vediamo la montagna del Piemonte si sta spopolando. È morta, i paesi che 20 anni fa avevano 700 abitanti ne hanno 0, sono tutti che lavorano intorno a Torino, distruggendo un territorio bellissimo. Quindi si tratta di fare una scelta di mantenimento del territorio e mantenimento della popolazione e anche della specificità della popolazione. Chiaro che Belluno, che è l'unica provincia comunque circondata da autonomie a non essere autonoma, in questo momento sta rischiando di sparire come popolazione, specialmente nella parte alta. Quindi la consapevolezza della necessità di un governo autonomo e di una specificità di montagna è una consapevolezza assoluta. Rischiamo di sparire, i nostri giovani stanno andando via, non comincia a calare il lavoro, anche se fortunatamente il turismo ci dà uno spazio che è importante rispetto ad altre zone, però è chiaro che abbiamo bisogno di leggi specifiche per la montagna, altrimenti spariamo. E questo è il discorso. Come minoranze linguistiche spariamo in un'epoca di globalizzazione, o alla minoranza linguistica viene assicurata almeno un mantenimento della propria cultura sul proprio territorio, una difesa del proprio territorio, una difesa della specificità, che sono le radici, che sono l'Europa della valorizzazione dei popoli, perché l'Europa è nata per valorizzare i popoli. È chiaro che questi popoli, anche i popoli minoritari, hanno bisogno di restare sul loro territorio. Se i giovani restano, continueranno ad esserci e continueranno ad essere valorizzati. Per cui noi ci troviamo nell'assurdo che la regione del Veneto, il nostro territorio, ha la maggior parte delle Dolomiti patrimonio dell'UNESCO e siamo l'unico territorio che non è autonomo, con a 3 km in linea d'aria delle situazioni totalmente diverse che hanno permesso di invertire quello che è lo spopolamento di un territorio. Cioè abbiamo degli esempi che, gestendo bene e autogovernandosi, mantenendo le proprie risorse sul territorio, perché non è che vengano coperti di soldi, mantengono le proprie risorse sul territorio. Una buona gestione può invertire completamente lo sviluppo della gente. Quindi per questo crediamo che il VARD speriamo possa prendere progressivamente piedi, rivendicando quello che è una necessità per la gente delle alti valli montane, altrimenti rischiamo di sparire.
Sì, a me, scusa un attimo, a me veniva in mente che nel corso di diritto costituzionale all'università una delle prime cose che ti insegnano è che il livellino di democrazia di uno Stato o di un gruppo comunque si valuta in base a quanto tutelate sono le minoranze. Se sei in un gruppo in cui le minoranze non sono tutelate, non sei in democrazia. Non siamo in democrazia. In Veneto penso che a breve avrete le elezioni regionali, no? Il BARD come si sta muovendo su, cioè, prima ne avevamo parlato, potete spiegarlo, cioè, quali sono i vostri dilemmi o le vostre prospettive, perché mi pare che cioè, oltre a voi io ho partecipato qualche mese fa si chiama Università Estiva dell'ALE, l'Alleanza Popoli Liberi, e lì c'era anche il rappresentante di questi indipendentisti del Veneto, cioè ho percepito che c'è anche, diciamo, nella parte sud della regione una forte, come dire, mobilitazione, intanto, se ho ben capito, un po' staccata dai partiti tradizionali, anche dalla Lega, anche se poi facevano il discorso che comunque devono agganciarsi a Zaia per poter avere un posto, un'influenza poi nella regione. Voi come VAR come vi proponete? Provo un po' a rispondere io, anche se il ragionamento è complesso. Diciamo che noi del VAR siamo partiti da un comitato di raccolta firme per un referendum provinciale, siamo diventati un movimento di popolo nato dal basso, che avevano tanti consensi dalla gente che diciamo ha una sorta di disaffezione dalla politica, dalle risposte, dalle non risposte che la politica tradizionale ha dato in questi anni a un territorio periferico. Da comitato siamo diventati un movimento politico trasversale, siamo diventati ormai che stiamo facendo, diciamo, il lavoro che fa un vero e proprio partito. Abbiamo candidato il nostro presidente, per esempio, alle provinciali, questo ente di secondo grado in cui dovevano essere eletti solo sindaci o consiglieri. Abbiamo trovato un fuoco di sbarramento da parte dei partiti tradizionali in provincia di Belluno spaventoso. Cioè, per fare una lista di consiglieri nostri che ci voleva raccogliere 37 firme, abbiamo fatto una difficoltà enorme, perché c'era un ordine categorico di non firmare per nessun'altra lista che non fosse quella dei sindaci, ma sotto c'era un lavoro dei partiti tradizionali, perché siamo un movimento che comincia a dar fastidio alla politica tradizionale, fastidio io lo dico francamente, agli inciucci politici tra destra e sinistra, tra PD, PDL e la Lega, anche in certo qual modo. Quindi ora ci troviamo di fronte allo scoglio delle regionali. Ci sono due grosse fazioni in Veneto, che è quella del PD della Moretti, candidata a presidente della Moretti, e quella del centro-destra, a cui candidato presidente sarà di nuovo Zaia. Da una parte abbiamo un PD che a livello anche provinciale ha fatto di tutto affinché il BARD venisse escluso dalla competizione per le provinciali, quando da agosto si ragionava di fare una lista unica con tutti i portatori di interesse per portare avanti le istanze del territorio. In realtà le logiche erano ben diverse, spartirsi le poltrone destra e sinistra, perché tu qua, tu là, così alle regionali facciamo così, al BIM mettiamo quell'altro, cioè logiche all'italiana, insomma, che a noi non vanno bene. E quindi appoggiare la lista del PD per noi significa perdere consensi all'interno del territorio. Per noi è importante il territorio, è importante la gente comune soprattutto. Appoggiare Zaia, che è un'altra, ci faremo del male anche lì, perché è quel governatore della regione Veneto che ha tolto l'assessorato alla montagna a Belluno, che prima avevamo un assessore alla montagna bellunese, c'è sempre stato garantito. Negli ultimi 5 anni di governo Zaia abbiamo perso l'assessore alla montagna. L'assessorato alla montagna è stato gestito dallo stesso governatore Zaia, che a Belluno forse ha inaugurato qualche strada, forse sì, qualche
qualche opera pubblica, diciamo così, anche diciamo, di secondo ordine di importanza, però in provincia di Belluno non si è visto e comunque le politiche per la montagna sono continuate a mancare. Di conseguenza ci troviamo di fronte a uno scoglio difficilissimo di dire, probabilmente ci saranno altri candidati alla presidenza perdenti che però ci permetterebbero da appoggiare come lista BARD per cercare di fare un nostro candidato. Forse questa è l'idea che va per la maggiore in questo momento, per cercare, diciamo, comunque di batterci con orgoglio per avere un nostro candidato consigliere all'interno regionali e poter dire la nostra anche regione. Non è un ragionamento definitivo questo, ma c'è anche una parte, diciamo, del gruppo del BARD che ragiona anche di starsene fuori da queste logiche politiche, ma proprio anche per tutelare quel che è tra virgolette, la purezza del movimento che è a contatto con la gente comune, con il territorio, che vuole rimanere tale e non vuole scendere a compromessi con i partiti tradizionali classici, insomma, no? Però diciamo il tema è ancora molto dibattuto al nostro interno. Ma il BARD in provincia di Belluno che percentuali ha raggiunto? Cioè ci sono, voi avete un rappresentante in provincia, no? Sì. Che è stato eletto con... Ma c'era del Rio era una legge bestiale, perché un consigliere di Belluno aveva, diciamo, il valore percentuale in punti, insomma, era 5 volte di un consigliere di un comune sotto i 3.000 abitanti. Per cui abbiamo Broccon, è stato eletto in consiglio provinciale avendo ottenuti tanti voti su tutti i territori, però molti li ha ottenuti su comuni sotto i 3.000 abitanti, sono la maggioranza dei comuni delle province di Belluno. Mentre altri che hanno avuto meno voti del nostro candidato, diciamo, però provenienti dai comuni grossi di Feltre e Belluno, che stanno sul fondovalle, Belluno ha 35.000 abitanti, Feltre ne ha 22.000, voti pesanti, diciamo, con meno voti hanno ottenuto un risultato maggiore, per cui è anche difficile dire il BARD su che percentuali può contare, diciamo, no? Noi abbiamo visto nella campagna Dorman, abbiamo portato un candidato sconosciuto in provincia di Belluno, tedesco, dal nome difficile da scrivere, è stato il candidato che ha avuto il più alto numero di preferenze in provincia di Belluno, più alto di qualsiasi altro veneto che si è candidato e ha fatto la sua campagna anche in provincia di Belluno. 6.000 erotte preferenze e 10.000 voti al candidato Dorman. Cioè, la nostra forza è la rete, aver strutturato il movimento attraverso le assemblee di vallate su tutto il territorio. Questa è la nostra forza. Dopo io non lo so, adesso alle regionali sarà un altro momento per misurarci, per dire la nostra forza è rappresentiamo il 20%, il 30%, il 40%, non lo so. Certo cominciamo a dar fastidio a molti perché c'è il PD che ci sta avvicinando, cioè ci ha addirittura chiesto a noi se davamo un nostro candidato, perché anche all'interno del PD ci sono spaccati e una fazione del PD ha chiesto a noi se potevamo allearci e presentavamo noi il nominativo di un candidato nostro del BARD, però sì, cose così, insomma, ci sono i partiti che stanno avvicinandosi al BARD perché vuol dire che qualcosa contiamo, insomma, un po' di paura la facciamo, almeno a livello bolognese dopo. Io, se non avessi... No, forse l'altra domanda che aveva fatto era quella degli indipendentisti del Veneto. Non abbiamo nessuna relazione, nel senso che noi siamo autonomisti, siamo all'interno della Costituzione italiana, quindi per autonomia, e quindi non c'è nessuna relazione fra i movimenti indipendentisti del Veneto e il BARD. Appunto, poi i movimenti indipendentisti, aggiungo solo questo e poi chiudo. Non è che ci sia un movimento indipendentista, c'è una serie di movimenti indipendentisti che sembra che una quota parte appoggi il centro-sinistra e un'altra quota parte il centro-destra, per cui sono già divisi tra di loro. Quindi è un mondo a parte che a noi non interessa, che rispettiamo, però non c'entra con quello che vogliamo noi essere a Belluno, insomma, con le istanze di una provincia montana. Insomma. Posso dire anche un'ultima cosa senza che mi copri, insomma, perché io penso che le aree qua... Ci siete ancora? Sì. No.
Dopo di questo potremo aprire anche le domande e una riflessione, era solo un'ultima cosa, una riflessione che stavamo facendo in macchina noi. Allora, noi stiamo chiedendo e abbiamo introdotto l'idea di poter vedere quali sono i punti comuni, se ci sono delle esigenze comuni e se effettivamente c'è bisogno di fare una coalizione tra le popolazioni delle Alpi, perlomeno a livello nazionale, perché ci sono delle problematiche per cui altrimenti rischiamo di essere schiacciati. Bon. Se guardiamo nelle Alpi, chi è che può fare questo? Beh, c'è la Val d'Aosta, c'è il Trentino Alto Adige, Piemonte, abbiamo già detto, sono deceduti, forse in coma, forse la macchinetta sta ancora facendo beep, ma non è certo. Poi ci siamo noi pazzi, la Belluno un po' fuori di testa. Poi c'è il Friuli, perché giusto questo pomeriggio siamo stati a Tolmezzo, abbiamo parlato con Don Zanello, che è l'arcidiacono di Tolmezzo, appunto, il quale è stato fino al 2011 a capo e coordinatore dei movimenti autonomisti della Carnia, quelli che hanno promosso i referendum, il quale ci ha detto questa cosa che io ho interpretato come allarmante. Allora, nelle nostre comunità non c'è l'energia per poter pensare, di poter fare una cosa simile, pensare, non c'è un leader che sia in grado di farlo. Cioè, ci sono comunità alpine che sono già state perse, che non hanno più la forza di reagire. Belluno sta reagendo, ma ancora per poco, per quanto? Boh. Ci sono comunità più forti che fino adesso sono state tutelate, hanno avuto la possibilità di essere protette, che anche loro cominciano a manifestare i primi segni d'allarme, e per quanto potranno andare avanti anche loro. E con questo quesito possiamo aprire le domande, credo. Mi ha preso il mio lavoro. No, appunto, adesso la palla passa a voi. Se noi abbiamo noi qua 3 ospiti, penso che di carne e fuoco ne sia stata messa parecchia. Prego. Adrian. Tanto per rompere il ghiaccio, la questione dell'arco alpino prevista dalla Comunità Europea non è da oggi, è già da 20 anni che esiste, che purtroppo in Italia è stata poco, diciamo, sfruttata nel senso buono della parola per diversi motivi. E forse sotto questo profilo qua, perché ragionando sotto il profilo economico, perché di questo si tratta principalmente, e poi da questo poi può derivare qualsiasi tutela, eccetera, eccetera, no? Assolutamente l'idea di vedere se si riesce a collegare dalle Alpi Liguri per arrivare fino a Treviso, no? Probabilmente è un'idea che senz'altro va vista, analizzata e portata avanti, per poi arrivare alla seconda fase, che è quella dell'euroregione, delle zone con termini e quant'altro. Sì, questo è di fatto in una logica europea. Se noi pensiamo realmente a un'Europa unita, dovremmo pensare a un'Europa che si unisce anche per obiettivi comuni, territori simili, quindi alta quota, montagna, minoranze, perché ci sono comunque caratteristiche diverse che rendono necessarie il tipo di legislazioni diverse per permettere alla gente di vivere in questi territori. Quindi il problema è fino a che punto l'Europa riuscirà a fare questo, perché nella situazione attuale l'Unione Europea in realtà si è limitata a un primo passo, siamo molto lontani da quelle che sono effettivamente le comunicazioni e la nascita delle macro regioni effettive, cioè reali per quanto riguarda commerci, scambi, per quanto riguarda noi anche la barriera linguistica comunque forte fra noi e i tedeschi, è una barriera storica su cui ci vogliono anni per lavorare, considerato che poi da noi tradizionalmente, vuol dire dal dopoguerra in poi, i ragazzi hanno imparato il francese
confinanti con l'Austria, i nostri ragazzi sono nati non imparando il tedesco, perché insomma siamo confini, ma imparando il francese per accentuare le differenze invece che cercare di far parlare i popoli fra di loro. Cioè adesso siamo nella fase di comunicazione e dovremo aumentare questa comunicazione, però c'è ancora una barriera invisibile fra il nord, fra noi verso nord rispetto al sud, e quindi c'è tanto da lavorare se vogliamo realmente costruire un'Europa unita nel senso delle comunicazioni reali fra popoli, insomma, uguaglianze anche. Io dico solo che secondo me la risposta non arriverà dalle istituzioni, nel senso che storicamente è sempre prima arrivato il dato di fatto e poi lo Stato, prima è arrivato quello che già c'era e poi la scatola, se guardiamo tanti esempi storici. E secondo me quello che abbiamo imparato negli ultimi anni con il BARD, partendo da zero, è che le relazioni umane e fare lobby, concentrare i propri interessi su una determinata cosa è molto più importante di tante ciance e tante leggi. Se noi ci mettiamo in testa che il nostro obiettivo è quello di tutelare noi stessi da una certa logica di accentramento e di coalizzare le nostre energie politiche dei nostri rappresentanti, di chi ha un po' di zucca su questo, è già più che sufficiente e veloce, perché se aspettiamo più che sufficiente lei scuote la testa, lo vedremo, speriamo di cavarcela, è questo il senso. Scuote la testa sulla fiducia che lei dà alla nostra attuale politica di centralismo. No, infatti non lo do. No, infatti quello che probabilmente voleva dire Claudia, anzi sicuramente voleva dire Claudia, ed è un grosso lavoro che stiamo facendo, è di rapportarci con la nostra comunità, con la gente comune, per far crescere un senso di appartenenza, di orgoglio e di speranza per un futuro, perché le nostre comunità molto spesso abbiamo visto in questi anni appiattirsi, no? Di fronte al nulla che la politica o al poco che la politica dava in termini di risposte. Io faccio parte del comitato referendario di un comune che ha tentato il referendum così, ma tanto non cambia niente, tanto ormai siamo morti, tanto ormai non vedi i giovani, cioè questo è il tipo di reazione che abbiamo riscontrato dalla gente, e noi stiamo combattendo questo tipo di reazione nella nostra comunità, perché l'autonomia nasce prima di tutto dentro le nostre teste. Se una cosa la vogliamo e ci coalizziamo per ottenerla, forse qualcosa di buono riusciamo a ottenere. Se ci arrendiamo, chiaramente il sistema centralistico in cui stiamo vivendo in questi anni, sempre più e così, chiaramente avrà gioco facile su queste realtà che tra l'altro sono deboli e periferiche. Ma però io ho riscontrato, sono fiero adesso di appartenere all'area alto bellunese, alla Gordini in particolare, e a vedere che la mia comunità ha dato dei segni di reazione forte, perché anche dove i referendum sono stati persi perché avevamo un problema all'aire, cioè dei residenti all'estero che dovevano rientrare per votare, perché cose assurde che esistono solo in Italia, dovevano rientrare per votare, mentre se voti per il Parlamento puoi votare dall'estero, no? Quindi è una democrazia applicata a seconda del contesto, insomma, no? Però la maggioranza dei residenti ha votato sì per andarsene dal Veneto e entrare a far parte del Trentino Alto Adige, ma non perché ci sentiamo trentini o altoatesini a seconda del comune, perché abbiamo l'orgoglio di sentirci bellunesi, di sentirci appartenenti a una minoranza ladina, a Gordini in particolare nel mio caso, eccetera, ma proprio perché hanno capito che noi dobbiamo guardare al nord, dobbiamo guardare alle Alpi, dobbiamo guardare di agganciarci alle politiche alpine, a intrecciare interessi economici con territori alpini a noi contermini che hanno attuato le politiche vincenti per la montagna. Questo è quello che stiamo facendo, sollevando, diciamo, anche un po' appunto le coscienze delle nostre comunità, che ci dispiace sentire parlare con Don Angelo, insomma, la Carnia ormai ha una coscienza di sé, una speranza di futuro che è pari a zero, non abbiamo un leader, non abbiamo più gente che ha voglia di fare politica, ha voglia di reagire al declino, diciamo. Questo ci dispiace sentirlo dire, vorremmo invece comunità orgogliose e fiere, con la voglia di equalizzarsi per un futuro migliore. Miriam, volevi... Sì, volevo agganciarmi alle parole del pensiero
e al concetto del signor Corsi e chiaramente alle Dolomiti, al mondo dello spazio alpino. Lunedì, mi scuso, sono raffreddata. Lunedì ero a Milano, in regione Lombardia, è stato presentato il programma, il nuovo periodo programmatico 2014-2020 proprio per l'Open Space, per lo spazio alpino. E devo dire che i propositi dalla Francia, dalla Savoia alla Slovenia, gli stati sono la Francia e la Svizzera, anche se non fa parte dell'Unione Europea, ma cerca di integrarsi proprio nella macro regione dello spazio alpino, al Liechtenstein, all'Austria, alla Lombardia, al Piemonte, alla parte del Veneto, all'Austria e alla Slovenia, erano tutti proprio per salvaguardare, per dar vita, per mantenere la vita nello spazio alpino, erano tutti pronti, ma veramente pronti, a dar vita a una collaborazione veramente comune, perché la montagna non può vivere senza la pianura, ma anche la pianura non può vivere senza la montagna, mantenendo, e questo l'hanno dichiarato tutti, dal grandeur della Francia, dalla potenza della Svizzera, per l'Italia c'era il presidente della regione Lombardia, alla Slovenia che ha parlato, il sottosegretario di Stato, comunque tutti intenzionati anche a mantenere, a riconoscere le piccole identità che sono le identità linguistiche nazionali, pur di sopravvivere. Il Fondo Sociale Europeo ha stanziato, adesso i numeri non me lo ricordo, milioni che verranno stanziati. Però lo spirito, sono anni che navigo in politica, però ho avvertito veramente uno spirito, forse una delle poche volte, vero. Le macro regioni sono una realtà, non possiamo farne a meno. È il nuovo equilibrio dell'Europa. La regione danubiana, Adriatico-Ionica, sono le nuove realtà, non possiamo bypassarle, non possiamo non vederle perché saremmo anacronistici da impacchettare e da mettere in armadio e aggiungerci la naftalina. Io ho sentito nei vari esponenti, dalla commissaria politica ai vari esponenti rappresentanti di tutte le regioni Stato, tutti con la medesima, ripeto, dalla Francia alla Slovenia con la stessa intenzione: valorizzare ciò che la montagna ha, rivitalizzare la montagna, mantenerla, io lo dico in parole povere, ero lì che lavoravo, ma lo dico da cittadina, ecco, non da funzionaria né da niente, da vivere a chi vive in montagna, perché interesse, dalla Francia alla Slovenia, l'interesse è comune a tutti. Cioè, questo mi era sembrato di aver capito, una delle poche volte in cui la politica mi è sembrata coerente e rispettosa della necessità disperata della popolazione locale. Lo so. Certo, speriamo che si traduca dalle parole ai fatti, perché purtroppo anche noi abbiamo, anche nello Statuto della Regione Veneto, ci sono molte cose sulla nostra specificità, l'autonomia, e volando il turismo. Il Certo. turismo, perché è l'unica cosa che i trasporti, vabbè, migliorare i trasporti, la banda larga, i punti d'eccellenza, ma soprattutto il turismo, valorizzare. Però io aggiungo questo, una volta ho sentito un dibattito brevemente tra l'altro, però proprio in un contesto in cui si parlava di macro regione alpina, Durnwalder, ex presidente dell'Alto Adige, e questo è stato anche a Milano l'altro giorno, in cui avevamo degli esponenti del BARD lì presenti. Era lunedì a Milano? Lunedì e martedì, l'uno e il due. Sì, no, io sono lunedì. Ecco, sono stati lì 2 giorni, per cui so. noi ormai stiamo cercando di agganciarci a tutto quello che può esserci utile in qualche maniera. Ma è giusto. E Durnwalder, io sono convinto di questo, insomma, diceva, però stiamo attenti perché è una macro regione che comprende i territori alpini, ok, mi diceva anche l'Alto Adige ci sta, la macro regione ha 13-14 milioni di abitanti, gli abitanti delle effettive aree alpine. La macro regione da 70 milioni di abitanti, cioè che è comprensiva anche delle pianure per quanto riguarda l'Italia, dalla Padania alle pianure, che arriva alla Baviera, comprendendo anche Monaco e Baviera, siamo ancora quei tanti, insomma, la macro regione ha 70 milioni di abitanti, di cui 14 milioni stanno sulla parte alpina, insomma, abitano la montagna, mentre gli altri sono
la periferia delle Alpi di pianura significherebbe non essere rappresentati un'altra volta, essere minoranza all'interno della macro-regione alpina. Grünwalder sollevava questa perplessità che è anche la mia. Sì, però la periferia non può vivere senza il centro non può vivere senza Noi la è anni che glielo periferia. diciamo alla regione Veneto, che guarda che se la montagna muore non è un danno anche per la regione del Veneto, ma perché certo. abbiamo le Dolomiti, tra l'altro non è che è un territorio dolomitico. Quindi bisogna bellissimo per sentirsi senso. forti in realtà. Alla regione Veneto noi interessiamo per l'acqua e per l'acqua e perché siamo il bacino del Piave più sfruttato a livello italiano, però non ci ritorna praticamente niente. 1 miliardo e 300 rinnovabili. euro l'anno. Puntare su questo. Perché appunto anche la Ci politica anche Brunei è stata assente in questi anni, ci ha portato via anche il valore, diciamo, che l'acqua, e gli interessa per l'acqua e perché abbiamo un ambiente bellissimo in su fra le ferie il sabato e la domenica, primo giorno di brutto tempo torno giù. Non so chi ha detto, noi punteremo sulla costruzione di nuove centrali elettriche, non so se era l'Austria, non mi ricordo perché nel Bailam qualche defiance ce l'ho, non so se era l'Austria o la Slovenia che ha detto o qualcuno del Trentino, noi vogliamo costruire più centrali elettriche e avremo i soldi. Noi no. Cioè, non so se mi sono spiegata, non voi, ma No, forse io le qualcuno dico, più a nord di voi. io lavoro proprio per un'agenzia della Regione Veneto, Agenzia per l'Ambiente della Regione Veneto, e mi occupo di misure portate. Dico solo questo per dire l'interesse che ha la Regione Veneto nei confronti della montagna per quanto riguarda la risorsa idrica. Innanzitutto è una delle competenze che dovrebbero essere trasferite, io la chiamo ancora provincia, la provincia di Belluno, quella del demanio idrico. Ancora attualmente le concessioni per la derivazione irrigue le rilascia la Regione Veneto. I comuni hanno solo competenza dal punto di vista urbanistico, quest'opera, questo muretto fammelo più basso, fammelo più mascherato, così basta. No? Siamo impestati, stanno sfruttando anche gli ultimi rigagnoli perché con i certificati verdi insomma, evidentemente hanno un margine di guadagno. E poi veniamo Non c'è, noi come signori. agenzia regionale, io mi occupo di misure portate da parte montana della Regione Veneto, non c'è una legge regionale che prevede che un'agenzia della Regione faccia dei controlli sistematici sul deflusso minimo vitale, sul rilascio a valle così. Ci sono dei torrenti completamente prosciugati, non estati come questa passata che continuava a piovere, ma estati diciamo normali, ci sono dei torrenti, dei torrentelli, piccoli rigagnoli alpini, che vengono completamente prosciugati e nessuno controlla e fa niente, perché alla Regione non frega niente. Va bene così, va bene incassare i soldi delle concessioni, va bene che l'Enel rilasci un tot a valle delle dighe per i consorzi rigidi di pianura, e lì ci sono altre centraline che poi lavorano perché l'acqua passa attraverso le centraline prima di andare nei campi. Va bene all'Enel, sul territorio rimangono i rigagnoli vuotati e siamo il bacino più sfruttato d'Italia, il bacino più sfruttato d'Italia, per cui non lo so, e non ci resta niente sul territorio, praticamente niente sul territorio, potremmo vivere solo diciamo di quello che potrebbe dare il demanio idrico, cioè milioni di euro che rimangono sul territorio per poter fare tante altre cose, miliardi. Non si può pretendere che il profitto tutto venga dato alla provincia, però se una quota parte rimanesse in provincia, rimanesse sul territorio, tanti nostri problemi vengono risolti. Questa è la direzione giusta. Tornare a andare l'acqua in su. No, forse il perfezionismo svizzero, visto che rientra nelle Alpi, con la fantasia italiana, con la creatività che abbiamo noi minoranze, grazie proprio alla nostra tenacia e alla fantasia nella nostra tenacia a sopravvivere, forse potremmo anche diventare una macro regione veramente vincente. Speriamo. Ah sì, ci lasciano fare, sì, sono convinta. Damian, la riforma degli enti locali, no? Voi la vostra provincia è già una provincia di secondo grado, no? Voi avete i sindaci e consiglieri, no? Sì. Quindi voi avete già attuato. A parte uno che è il nostro Sì, esponente. sì, comunque conta niente, no? Cioè poco. Poco. Ecco, siamo poco. Voi avete già attuato questa parte. Adesso la nostra regione in questi giorni ha approvato la legge sui comuni, cioè sull'unione dei comuni, no? Obbligatorio più o meno. Cioè voi a che punto siete, la vostra regione? Cioè voi che posizione avete su questo problema dell'unione dei comuni?
però io sono fortemente contraria. Cioè, il discorso è che se noi togliamo e se uniamo i piccoli comuni perdiamo una parte importante della democrazia, come quando la provincia è diventata di secondo grado abbiamo tolto una parte importante della democrazia e della gestione di un territorio montano, quindi è veramente una cosa assolutamente pesante. Le forze politiche, possiamo dire allineate, stanno cercando di andare in questa direzione, cercando anche di avere il consenso della popolazione, dicendo che si risparmia, ma nessuno l'ha mai provato, come nessuno ha mai provato che con le province di secondo grado si risparmia. Non credo sia assolutamente vero dai conti che sono stati fatti. L'ultimo rapporto della Conte dei Conti ha detto che neanche... Diciamo che si perde radicamento sul territorio, si perde senso di appartenenza, che nei paesi montani è molto importante. Cioè il mio paese è pulito perché io, se vedo una carta, lo raccolgo, perché il mio paese è lì dove io vado poi a protestare se ci sono dei problemi, è dove io controllo il mio sindaco e i miei assessori su quello che fanno. Nel momento che diventa un macro comune, questo controllo non esiste più ed è una perdita importante di democrazia. Cosa diversa su un'unione dei servizi se significa ottimizzare i servizi. Nel momento che tutto sta diventando più complesso, io credo sia giusto unisco e ottimizzo i servizi e faccio servizi centralizzati a tutela del cittadino. Fra l'altro non credo che i costi della politica non sia quello che prende un sindaco di un paese piccolo che prende 4 soldi per amministrare il territorio, cioè non sono questi i costi della politica, credo che questi siano i costi della democrazia, specie nei territori più piccoli, insomma. Va bene, se non ci sono altre domande io penso che la serata sia stata molto ricca, abbiamo conosciuto, non dico in toto, ma comunque abbiamo avuto una buona infarinatura dei vostri posti e speriamo di poterci incontrare ancora e di portare avanti il discorso che oggi ci avete presentato. Sicuramente la nostra serata non finisce qui, ma come tradizione prosegue qua accanto, per cui possiamo ancora scambiarci qualche idea, qualche riflessione. Abbiamo un momento conviviale, ecco. E anche se sappiamo che per voi vi aspetta ancora un pezzo di strada non da poco. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti oggi. Devo dire che avevamo preannunciato anche la presenza di Diego Cason, che era un sociologo ma che è impegnato, ma è stato sostituito molto bene da Francesca e da Claudia. Io chiudo così la serata preannunciando che il prossimo incontro sotto i tigli organizzato dal Kulturni Center e dal Croce Canton Gregorcic si terrà giovedì prossimo, tra una settimana. Avremo tra di noi la nostra professoressa Lois Kabratus, che insieme con lo Slavistično društvo Trst Gorica Videm faranno un omaggio a quello che ha potuto portare come insegnante di lingua slovena nell'Università di Udine, ma anche per tanti altri contributi culturali nella nostra zona. Tutti invitati, grazie, hvala lepa da ste prišli in lep večer in lep konec tedna vsem.
No,